Oltre 100 milioni di euro è il valore del patrimonio immobiliare composto da oltre 400 unità abitative confiscato definitivamente all'imprenditore Calcedonio Di Giovanni, originario di Monreale ma con interessi economici nel trapanese. La proposta avanzata dal direttore della DIA Nunzio Antonio Ferla è stata accolta dalle sezioni misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, che ha emesso il relativo provvedimento sulla base delle indagini condotte dalla DIA. A Di Giovanni, imprenditore edile con interessi nel settore turistico alberghiero, il Tribunale di Trapani aveva sequestrato il patrimonio già nel 2014. Secondo gli inquirenti, pur non risultando formalmente affiliato, sarebbe stato contiguo a Cosa Nostra, in particolare con la famiglia Agate di Mazzara del Vallo. Nel patrimonio confiscato, oltre a società con sedi a San Marino e Londra, rientra anche il noto villaggio turistico Cartibubbo sul litorale di Campobello di Mazzara, che avrebbe ospitato in diverse occasioni mafiosi latitanti. Di recente l'imprenditore, attraverso meccanismi fraudolenti, secondo gli investigatori, avrebbe avuto accesso a cospicui finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, coinvolgendo nei propri progetti anche interessi della mafia di Castelvetrano. Inoltre sarebbe stata accertata l'esistenza di una palese sproporzione fra i redditi dichiarati da Di Giovanni e il suo patrimonio, riconducibile in gran parte a proventi illeciti derivanti da lottizzazioni abusive, truffe, omissioni contributive, fatturazioni per operazioni inesistenti e di bancarotta per distrazione. Il Tribunale di Trapani ha quantificato in oltre 60 milioni di euro il debito dell'imprenditore, che avrebbe evaso il fisco nei confronti dell'erario. A Di Giovanni sono stati imposti anche 3 anni di sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel luogo di residenza.